Amici bellini, andiamo subito a bomba con questo 2023 che è cominciato. Come avete fatto buone cose, non si sparano i fuochi, se state attenti, è pericoloso. Gennaio, ecco, perché gennaio bisogna finire il girone d'andata, non dobbiamo pensare. Cominciamo. Allora, noi cominciamo bene, è sempre Savio Riso che imperterrito, però siete stati bravi e devo ringraziare, mi pare che sono arrivati 6 nuovi iscritti, qualcosa del genere, che non sbloccano però perché siete vecchi iscritti, insomma c'è il 40% di persone che guardano i miei video e che non sono iscritti, e allora forza, è il momento per un 2023 dove tutti quanti insieme cerchiamo di affrontare questa stagione che è molto affascinante e che speriamo ci possa togliere delle soddisfazioni a livello di quella squadra là che ci fa lasciare i like. Ecco, lasciamo i like e andiamo subito senza indugio a vedere con un Ambrabam tattico quello che si può fare, perché ovviamente si parla di mercato perché il mercato si apre ufficialmente domani e sarà aperto per tutto gennaio. Però il Napoli non credo che farà grandi cose, si parla di questa operazione con la Sampdoria, adesso ci fanno sapere che forse Contini non è convintissimo di venire perché l'operazione doveva includere anche Contini. Se Sirigu ha recuperato, se Sirigu fa la partitella con Simeone, se Sirigu così, è lui il secondo portiere, quindi a questo punto Contini pare che non sia convintissimo di venire a fare il terzo. Però ci devi ragionare, come ci può ragionare anche Beresischi, come ci sta ragionando Zanoli, come ci deve ragionare anche Stankovic, perché la Sampdoria sta in una fase difficile, insomma, perdono anche Caputo, arriva Lammers, insomma si stanno muovendo molto sul mercato, bisogna ragionare, fai una stagione dove ti devi salvare, però Contini non è nemmeno titolare, allora perché non vieni a fare il terzo? Ti conviene secondo me venire a fare il terzo, se il Napoli ci sta pensando, perché sono tutte ipotesi. Ma quello che noi dobbiamo ragionare, il Napoli a gennaio cosa ha fatto in futuro? Poi andiamo a vedere la situazione di gennaio in termini di partite, perché è più importante secondo me del mercato in questa fase, perché dobbiamo vedere, ragazzi, non pensiamo, perché già sto sentendo che ci sono il gennaio terribile, includono anche la Roma, però la Roma è già girone di ritorno, io vorrei chiudere il girone di andata, ecco, andare con calma e con prudenza per fare poi dei calcoli numerici per il girone di ritorno. Però per quanto riguarda il mercato di gennaio, andiamo per sfizio a vedere quello che è stato in passato. Il Napoli di De Laurentiis, vedi, storicamente, ed è vero, tranne poche eccezioni, non ha portato a grandi operazioni. Nel 2007-2008 per Paolo Malino portò Mannini, Santa Croce, un mio pupillo Santa Croce, Pazienza e Navarro, ve lo ricorderete, Navarro il portiere argentino. Pazienza ebbe un inizio non mi piaceva, poi diventò fondamentale in quel Napoli. L'anno successivo arrivarono Datolo, ce lo ricordiamo per quel gol alla Juventus e poco altro, e Luca Bucci, lui per esempio l'avevo completamente dimenticato. E voi mi potete dire nei commenti, come no, mi ricordo quando il Napoli prese, eccetera eccetera. Vedi che nel 2010 noi facemmo un'operazione come si dice, preciso e mirato, un colpo preciso e mirato, Dossena dal Liverpool, che non era male, non ebbe un grande impatto con il Napoli, però era il terzino sinistro che ci serviva, e il terzino sinistro è una cosa che nel Napoli è sempre stato complicato da fare, dobbiamo ricordarci che poi arrivò Coulà ad un certo punto. Nel 2011 arrivò Victor Ruiz, che secondo me pure aveva delle potenzialità ma non fece benissimo con il Napoli, e Mascara, che ricordiamo con affetto, anche se probabilmente serviva qualcosa di più. Edu Vargas è uno di quei colpi che doveva essere un colpo alla De Laurentiis, che però non funzionò, un gran colpo alla De Laurentiis, non si inserì pienamente nella squadra su 19 presenze, poca roba. Nel 2012-2013 il Napoli venne rinforzato con il Primavera Radosevic a centrocampo, fece pochissime partite, Rolando male, avete dei ricordi di loro, e Armero, vi ricordate che ballavano
Armero, Zuniga e il ritorno di Calaiò. Dopodiché nel 2014 si costruì l'asse della squadra futura andando a prendere due giocatori che hanno scritto la storia recente del Napoli, Jorginho e Goulam. Con loro anche Enrique, ve lo ricordate Enrique che fece quel gol straordinario che probabilmente era più un cross dalla bandierina e fece quel gol, e Doplas, il portiere, che poi fece pochissime cose. Nel 2015 Gabbiadini e Strinic, sempre questa storia del terzino sinistro che bisognava separare. Gabbiadini non ebbe anche lui un grande impatto, e nel 2016 Grassi e Regini, i famosissimi, famigeraterrimi Grassi e Regini. Nel 2017 Pavoletti che fece pochissimo, e Leandrigno, Maciac e Milic, non è Milik ma è Milic. Dopodiché nel 2019, come nel 2009, il Napoli non effettuò nessuna operazione in entrata. Più corposa è stata la finestra del mercato del 2020, quando, con il cambio della guida tecnica, il club ritenne opportuno rimettere a disposizione, ve lo ricordate benissimo, era un Napoli disastrato, era un Napoli che con Ancelotti non c'era regia a centrocampo. Con arrivo di Gattuso arrivano Lobotka, Dem e Politano, oltre Petagna e Rachmani che però arrivano a giugno. E arriviamo alla storia recente, perché lo scorso anno si è limitata a quelle che erano le esigenze della Rossa. Serviva un centrale l'anno scorso perché partii Manolas, c'era l'assenza di Koulibaly, e prendemmo Tuanzebe che non servì a nulla. Ce lo ricordiamo solamente per una partita penso di Coppa Italia con la Fiorentina, male, penso che fu male. Quindi il Napoli a gennaio storicamente, a parte qualche eccezione, non fa grandi cose, non c'è problema. La famosa storia è un mercato di riparazione, non devo riparare niente, sta andando tutto bene perché devo riparare gli equilibri eccetera eccetera. Però quest'anno, con grande maturità, penso che sia i tifosi che la società si siano resi conto che non è che bisogna fare grandi stravolgimenti, ma ci sono dei piccoli tasselli. Pensando in negativo, cioè pensando alla possibilità che qualcosa può accadere, perché può accadere l'imponderabile nel calcio, individuiamo se siamo soddisfatti di Olivera Mario Rui, siamo bene o male soddisfatti di Juan Jesus Ostigard a sostituire Kim e Rachmani quando serve, magari non tutti e due insieme, potrebbe essere una problematica, però uno ogni tanto ha funzionato. Per quanto riguarda Di Lorenzo, il portiere, per quanto riguarda Di Lorenzo, ecco, la sappiamo che viene overutilizzato e che ad un certo punto potrebbe perdere brillantezza, e lì il Napoli sta cercando questa operazione Beresischi con la Sampdoria, perché evidentemente Spalletti non si fida di mettere nella mischia Zanoli, che è uno che va, ma forse a livello difensivo per Spalletti non garantisce quella sicurezza di cui il Napoli ha bisogno. Per quanto riguarda il centrocampo, siamo bene o male coperti in moltissime zone. Lascia ancora qualche dubbio Ndombele, perché ci fa vedere delle cose straordinarie e ottime, e altre volte ci sembra un po' sulle gambe, un po' fuori ritmo. Si parla in continuazione di questo vice Lobotka, anche se è difficile perché Lobotka ha delle caratteristiche talmente specifiche ed sta talmente overperformando che chiunque gli metti al posto suo è una diminuzione, e non c'è dubbio. Se Dem si convince di rimanere e quindi di fare l'estremo panchinaro di Lobotka, è uno di quelli che la regia la può fare. Non dimentichiamo quanto Dem comunque abbia dato al Napoli di Gattuso, quel Napoli lì, se voi vi andate a rivedere i video vecchi, improvvisamente con un centrale che fa il centrale ricominciamo a giocare bene, si creava gioco, ti faceva anche schermo, molto dinamico. Insomma, Dem non dobbiamo poi lasciarlo nel dimenticatoio. Per il resto in attacco siamo ben coperti, quindi non credo che si debba fare nient'altro. Il Napoli se in fretta mettiamo questa operazione così, noi ci dimentichiamo subito del mercato, ci concentriamo su quello che dobbiamo fare. Oggi hanno fatto un brindisi, come è giusto che sia, e ci si rimette al lavoro per un campionato. La classifica è bella, guardiamocela un attimo perché è bella. Allora, quello che mi interessava vedere sono gli eventuali scontri diretti delle altre squadre, perché noi cominciamo ovviamente con lo scontro direttissimo contro l'Inter, anche se l'Inter sta molto, molto indietro in classifica, ma questa è una, se non il vero e proprio scontro al vertice della giornata, perché il Milan affronta la Salernitana, l'Atalanta lo Spezia,
la Roma col Bologna, la Lazio affronta il Lecce, la Juventus affronta la Cremonese, la Fiorentina con il Monza. Insomma, sembrano tutti top squadre contro squadre più piccole, quindi che vogliamo fare? Vogliamo fare il giochino qua sono 3 punti, qua sono 3 punti. È inutile farlo, però sulla carta sono tutte partite che le grandi non possono steccare, mentre Napoli-Inter è una partita da tripla. Quello che poi succede dopo è questo, è che il Napoli deve giocare con la Sampdoria in trasferta, è chiaro, vediamo come la Sampdoria si sarà impostata con un po' di mercato, perché avranno avuto una settimana per fare mercato. E poi partite facili, tra virgolette, le posso far vedere le virgolette? Tra virgolette, le partite facili per la Lazio, per la Juventus, anche con l'Udinese, insomma, e per l'Inter con il Monza, però il Milan deve giocare con la Roma. E questa è una partita che sicuramente può risultare interessante in ottica Napoli. Poi c'è lo scontro con la Juventus, e poi tra l'altro io non so, può essere che sarò in viaggio, ma questo è un altro paio di maniche. Il Milan affronta il Lecce, l'Inter affronta il Verona, l'Atalanta la Salernitana, la Roma-Fiorentina è una bella partita e la Lazio affronta il Sassuolo, quindi qui lo scontro importante è tra Napoli e Juventus. Poi, per chiudere questo girone d'andata, perché non voglio andare oltre, perché poi dobbiamo fare i calcoli su quanto fatto sul girone d'andata e quanto si può fare sul girone di ritorno, il Napoli affronta la Salernitana, la Juventus affronta l'Atalanta, l'Inter ancora è facile, però c'è Lazio-Milan che potrebbe riservare delle sorprese. Di conseguenza, ragazzi, chi è che ha il finale di campionato più difficile? Secondo me, e dobbiamo essere onesti, ce lo ha il Napoli, perché il Napoli deve affrontare l'Inter e la Juve, che sono 2 scontri diretti. Subito a seguire, secondo me, è difficile per il Milan, che deve affrontare la Roma e la Lazio. Per la Juventus è un po' più facile, perché Cremonese e Udinese, poi però c'è il Napoli e c'è l'Atalanta, dobbiamo vedere se l'Atalanta ritorna in gran forma o no. Per l'Inter, a parte noi, Monza, Verona e Empoli potrebbero recuperare dei punti. E poi ci ho voluto mettere anche la Lazio, perché alla fine, se voi guardate la classifica, la Lazio sta davanti all'Inter e mica la dobbiamo... Se l'Inter ci crede, se l'Inter sta facendo tutti questi discorsi, Lukaku, intervista, lo scudetto è possibile, allora ci deve credere pure la Lazio. Ci deve credere pure la Lazio, che stanno lì con gli stessi punti. Però la Lazio qualche partita la pareggia, l'Inter non sa pareggiare, l'Inter perde o vince, mentre alla fine Lazio e Juve hanno un percorso molto simile, Milan e Juve hanno un percorso molto simile, quindi questa narrativa di una Juve disastrosa e di un Milan schiacciasassi non può funzionare. Bisogna trovare assolutamente un equilibrio nelle due cose, perché altrimenti i numeri mentono e non è possibile che i numeri mentano. Di conseguenza la Lazio, Lecce, Empoli, Sassuolo e poi il Milan. Quindi potrebbero mettere un po' di punti in cascina e poi affrontare il Milan con più entusiasmo, e ci piace. Quindi fatemi sapere voi nei commenti quale secondo voi sono le partite più importanti, anche magari delle altre squadre che possono perdere punti per strada. Il Napoli deve fare il percorso suo secco, ovviamente sappiamo che vincerle tutte è impossibile, ma sappiamo anche che abbiamo un po' di margine che ancora non abbiamo perso, e quindi abbiamo un pochino di bonus da distribuire, magari, e questa è una questione più psicologica, magari quando anche altre squadre non vincono, perché se il Napoli stecca una partita e le altre 3 o 4 le vincono tutte insieme, cosa possibile, perché abbiamo visto i calendari, potrebbe essere una botta psicologica, la paura di perdere invece che la voglia di vincere. Se il Napoli quelle steccature così, quelle sbavature le fa quando anche le altre perdono punti, vedi che com'è difficile. Per questo io sono un po' più fiducioso quest'anno, com'è difficile rincorrere che non puoi sbagliare niente, devi approfittare dell'eventuale scivolata della capolista, che modestamente quest'anno siamo noi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate i like finali che vi siete dimenticati di lasciare, vi iscrivete al canale e ci andiamo a divertire con nuove reaction, con le nuove cose, con i gruppi Telegram che non vi siete iscritti. Forza. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe.
quante cose.